Un buon pomeriggio a tutti appassionati di calcio dilettantistico dal Polisportivo di Fulgatore per la prima giornata del girone A di eccellenza siciliana. Oggi si affrontano Super Giovane, Castelbuono e Fulgatore. Allora partiamo subito leggendo la formazione della squadra di casa con Guido Mistretta tra i pali. Poi abbiamo il reparto difensivo composto da capitano Alberto Cirrone, Francesco Barbara, Davide Discordia, Marco Campanella e Alessandro Di Maggio. Per quanto concerne invece la zona nevralgica abbiamo Danilo Daguanno, Ivan D'Amico, Antonino Todaro. Poi il reparto offensivo composto da Antonio Candela e Ivan Inglese. Adesso le squadre si stanno schierando in campo, ma prima andiamo a leggere invece la formazione ospite, quella della Super Giovane Castelbuono, che si schiera con Fagone tra i pali, Arenoso, Pennisi e Mazzola, il trio difensivo. Sugli esterni abbiamo Grandis, Garofalo, Franchielli, Pappalardo, centrocampisti centrali con Iantus davanti alla difesa. Tandem offensivo composto da Torres e Bellecco. E allora manca sempre meno al fischio iniziale da parte del direttore di gara, arbitra, il signor Alfonso Aquilina di Agrigento. Tutto pronto per la battuta di questo calcio inizio. Sul punto di battuta Pappalardo per il Castelbuono. Ultimi accorgimenti da parte del direttore di gara, poi dovrebbe dar via questo campionato di eccellenza per due squadre che non l'hanno mai disputato nella loro storia di un debutto per entrambi i club. Tutto pronto, guarda l'orologio. Allora, aspettiamo il fischio d'inizio che sta un po' tardando. Qualche consultazione col cronometro, anche con i guardaline. Fischia il direttore di gara e poi richiama tutti all'attenzione, quindi si deve ripetere. È iniziato il campionato di eccellenza di Super Giovane Castelbuono e Fulgatore, subito con un lancio, libera la retroguardia dei padroni di casa, ma muovono il pallone i gialloneri, poi un recupero dei biancazzurri, il pallone rimane in cielo e arriva questo colpo di testa. Fallo laterale che verrà battuto dal Fulgatore e se ne occupa Barbara. Entrambe le squadre hanno superato i rispettivi turni di Coppa Italia. Tanto viene giocato un pallone tra le parti di Candela, va giù al contrasto con Arenoso, ma adesso è il Castelbuono a muovere il pallone. Fallo laterale, se ne occupa Grandis, uno dei tanti argentini di questa squadra. Si torna direttamente dall'esperto Fagone che gira la palla, costruisce la squadra di mister Bognanni, poi questo lancio recuperato in qualche modo da Campanella, palla in fallo laterale, andrà a battere Capitano Cirrone, anche lui come tanti dei suoi compagni, ormai un perno storico di questa società nella provincia trapanese. Tanto subito il Fulgatore che si fa trovare pericoloso in avanti con questo tiro da parte di Todaro, poi un pallone che viene riproposto in mezzo. Fulgatore subito pericoloso in questo primo minuto, primo giro d'orologio e mezzo per queste due squadre nella massima categoria regionale, ma adesso è Fagone che si occuperà di battere questo rinvio al fondo, ma sembra che il pallone non ci sia. Questa è un po' strana. Ecco, il pallone è tornato e allora l'ex portiere della primavera della Juventus, addirittura il classe 1984, il nuovo estremo difensore della Super Giovane Castelbuono, che ha già debuttato nel doppio confronto con il Geraci, vinto dalla squadra castelbuonese. Tanto questo rinvio viene ribattuto
prova subito a muoversi Torres, poi c'è un fallo. E quindi si ripartirà con il Fulgatore in possesso di palla, batte Campanella che apre subito il gioco tra le parti di Cirrone. Il pallone è subito in profondità a cercare Barbera, si era mosso anche Inglese di taglio, ma non è riuscito nessuno dei due giocatori biancazzurri a raggiungere il pallone, quindi Castelbuono che muove nuovamente la sfera. Pallone per Arenoso. Si torna indietro, costruisce il Castelbuono. Sembra proprio un tridente quello disposto dal tecnico del Fulgatore. Intanto prova subito a muoversi Torres, giocatore cresciuto nel settore giovanile dell'Estudiantes, classe 98, in Italia ha vestito le maglie tra le altre di Due Torri, Ionica, Sicula, Leonzio. Oggi veste quella del Castelbuono, ha già firmato 3 gol nel doppio confronto col Geraci di Coppa. Sarà sicuramente un trascinatore per questa annata importantissima per la storia della Supergiovane Castelbuono. Intanto il pallone fatica a restare a terra, ma poi arriva questo pallone molto duro da controllare per Torres, ma comunque il Castelbuono continua ad insistere, poi prova a liberare il Fulgatore, prova a salire con Inglese, pressano i due attaccanti. La squadra di casa. E allora pallone per Arenoso. Si guarda avanti, Arenoso ancora, gioca corto, costruisce la Supergiovane con un palleggio molto ragionato. Poi Belleco avanza Pappalardo, gira questo pallone, sempre la Supergiovane Castelbuono in possesso di palla, poi prova a ripartire con Inglese il Fulgatore, ma sono sempre gli ospiti a detenere il pallino del gioco, anche se per il momento conclusioni verso lo specchio non ce ne sono state in questi primi 4 minuti. Un rinvio non è andato a buon fine, ma sulla seconda palla il Castelbuono può costruire ancora qualche patema al Fulgatore. Si insiste. Pallone girato all'altra parte dove si è proposto Arenoso, che può andare al cross, libera la retroguardia al Fulgatore e altra azione di rimessa, contropiede, condotto sempre da Inglese, avanza l'11, palla all'indietro, c'era Todaro pronto a ricevere. 16 gol per il numero 10 tra prima categoria e promozione in tutti questi anni con la maglia bianca-azzurra. Tanto il Castelbuono sempre con Arenoso, portare palla, cercato il cambio di gioco per Garofalo, ma l'ex Messina non è riuscito a controllare, quindi si ricomincia con Cirrone nella metà campo avversaria che batte questo fallo laterale, ma c'è anche spazio per qualche indicazione da parte dello staff tecnico, forse semplicemente un rinfresco con l'acqua. Batte il Capitan Cirrone, fallo laterale a cercare Candela, ma non ci arriva il Casse 2000 e allora si riparte ancora una volta dal rinvio dal fondo. 5 minuti e le due squadre per il momento sono in una fase di studio prolungata. Entrambe sono molto aggressive l'una con l'altra, non lasciano giocare, ci sono pochi spazi. Guardate come è disposta la squadra di mister Michele Marino, pronta subito ad aggredire la prima fase di possesso della Supergiovane. E ancora una volta Fagone si prende l'incarico di battere, super esperto, che ha accettato Castelbuono dopo aver giocato anche la C2 con il Ragusa, la D con il Paternò. Potremmo parlare a lungo della sua carriera. È un confronto tra due portieri molto navigati nella categoria, quello tra Fulgatore e Supergiovane Castelbuono. Tanto il gioco viene interrotto, alza il braccio il direttore di gara e quindi si riparte da semplice calcio di punizione per i padroni di casa. Se ne incarica Campanella, che molte volte mister Marino schiera in mezzo ai centrali. Oggi sembra rivolto verso il centrocampo, ma negli ultimi match ha dimostrato di saper stare molto bene in mezzo alla difesa e a costruire il gioco con un raggio d'azione decisamente più basso rispetto al suo solito. Un giocatore cresciuto nelle giovanili del Fulgatore, ha fatto sia prima categoria che promozione, negli ultimi 2 anni ha firmato ben 8 gol e oggi, anche per lui, come tanti altri ragazzi, debutto nel campionato di eccellenza. Ma intanto vediamo ancora il Castelbuono che ragiona proprio palla al piede,
fatica a trovare spazio. Buono il pallone da recuperare per D'Amico che stacca bene di testa, insiste ancora il classe 2004 che viene messo giù, ha firmato con il Fulgatore l'anno scorso. D'Amico, prestito dal Trapani, doveva fare l'eccellenza con il Mazzara già lo scorso anno, alla fine ha deciso però di trasferirsi subito in promozione e quindi la massima categoria regionale l'ha raggiunta quest'anno. Palla ancora una volta per il Castelbuono con Grandis che batte questo fallo laterale a cercare Torres. Bello l'intervento di Campanella di testa, poi riflette, palla al piede, il recupero ancora dell'ex Studiantes che prova ad andare, ma poi il Castelbuono può trovare una buona trama di gioco con questo lancio, ma esce con i tempi giusti Guido Mistretta. Parliamo proprio del confronto a distanza con Fagone, anche lui classe 80, grandissima esperienza, vanta ben 6 campionati Serie D il portiere biancazzurro e tanto altro, ma prima vediamo questa trama di gioco della Castelbuono, chiuso però da Di Maggio, che lui è 3 classe 93, cresciuto per buona parte del tempo nel Fulgatore, dal 2018 che è qui. Poi il pallone viene allontanato, allora ancora Castelbuono che però fatica a trovare la situazione di gioco giusta. Renoso torna indietro e si ritorna, sempre a Fagone che sta toccando tantissimi palloni, si vede che mister Bognani fa molto affidamento sul suo portiere per sviluppare il gioco, ma i movimenti si contano veramente sulle dita di una mano favorevoli. Intanto questo tocco di Grandis che sembrava favorevole, poi Discordia torna indietro da Mistretta che va al rinvio lungo a cercare lo stacco di testa di Candela che però rientrava dal fuorigioco. Il signor Segnaline l'ha segnalato con i tempi giusti. E allora ancora Castelbuono, sempre palla nei piedi. È netta la supremazia territoriale di questa squadra. Intanto c'è questo lancio, Barbera aggancia al volo e rinvia, poi prova a recuperarla D'Amico, deve arrivare coi tempi giusti Campanella, bravo nell'anticipo, poi D'Amico si distende ancora una volta in transizione positiva il Fulgatore con Inglese, zona tiro per lui, ci prova, è la prima opportunità della partita e viene anche accolta da un grandissimo applauso dal pubblico di casa. Si distende però Fagone e blocca il pallone, la super giovane gioca mentre riparte molto bene il Fulgatore pungendo col suo numero 11. E allora avanza adesso la super giovane che vuole reagire al tiro di Inglese, c'è stato questo cross in mezzo da parte di Franchelli, preso anche lui quest'anno. È l'ennesimo giocatore argentino arrivato in questa sessione di mercato della Super Giovane, giocato il campionato di San Marino nella prima divisione, ci ha provato. Si sembra proprio un 3-4-1-2 con Franchelli molto più avanzato rispetto agli altri, come possiamo vedere la sua posizione è proprio a uomo su Campanella che è il vertice basso del centrocampo del Fulgatore. Quando si sviluppa il gioco attraverso un sistema tattico di difesa a 3, il centrocampo si può muovere un po' per piacimento, con vertice basso, vertice alto, in base anche alla fase di possesso o di non possesso che si sviluppa. Nel frattempo è proprio il Fulgatore a muovere questo pallone con Cirrone che prova a scambiare con Inglese che si era decisamente più abbassato a ricevere questa palla, ma niente da fare. Castelbuono in possesso di palla, muove la palla il terzetto difensivo. Prova ad andare in pressione il Fulgatore quasi uomo a uomo, lasciando solamente libertà ai tre centrali, poi sbaglia l'aggancio per un attimo Garofalo, ma alla fine riesce a giocare e a ripulire l'azione. Arriva Grandis, anzi no, scusate, Arenoso. La scambia con il compagno più vicino e adesso sì che è Grandis che torna indietro, sempre gli oroneri a tenere questa palla. Arenoso sempre verticalizza, ma il pallone non viene controllato da Bellecco.
E quindi Barbera pronto a battere questo fallo laterale. Battuto adesso, prova a staccare Candela, poi D'Amico in pressione su Grandis, prova a ripartire ancora una volta il Fulgatore, che sembra aver preparato la partita su questo aspetto, pungere molto in ripartenza, aggredendo i portatori di palla del Castelbuono. Sembra proprio la squadra di Bognanni tenere più il controllo del gioco. Si torna ancora una volta indietro da Beieco, che abbassa molto il suo raggio d'azione rispetto al suo ruolo reale. Poi Garofalo ha controllato un pallone in aria che poteva rivelarsi velenosissimo per il Fulgatore, ma adesso si riparte ancora con Inglese, sempre si accende il numero 11, è arrivato al Trapani anche lui l'anno scorso in promozione, ha siglato 9 gol tra Coppa e campionato. Quest'anno gioca in eccellenza il classe 2004, uno dei tanti debuttanti e uno dei tanti giocatori che il Trapani ha girato al Fulgatore. Intanto questo lancio di Campanella, poi D'Amico mette giù col petto, allarga il gioco dove c'è Cirrone, pensa di avanzare palla al piede il numero 3 con la fascia al braccio, ma adesso il Castelbuono c'è spazio per ripartire, perde il tempo Franchielli, ma poi Antus, uno degli ultimi acquisti della super giovane, chiude con i tempi giusti Di Maggio. L'ultimo turno non è stato schierato dal primo minuto in Coppa contro l'Accademia Trapani. Di Maggio oggi invece si riprende il suo posto nel reparto arretrato. Tanta libertà per Franchielli di scambiare con le punte, poi Cirrone controlla, scambi veloci adesso in zona nevralgica per il Fulgatore, che poi viene colto ancora una volta impreparato dalla super giovane. Franchielli scambia corto, ancora la super giovane che controlla il gioco, si è alzato tantissimo Arenoso, mi sente il suo ruolo di braccetto difensivo. Tanto Iantus ha provato ad aprire il gioco e alla fine Garofalo accelera, può andare col cross in mezzo, prima azione pericolosa della super giovane Castelbuono, che stavolta è arrivata fino all'area piccola ma non è riuscita a mettere in mezzo questo pallone, deviazione, quindi si andrà per la prima volta dalla bandierina, quindi Guido Mistretta dovrà guidare i suoi alla massima attenzione. Siamo a ridosso del primo quarto d'ora del match e andrà a battere proprio il nuovo acquisto Antus. Tanta Argentina professionistica per lui, gioca anche in Serie A d'Andorra, ha accettato la corte della super giovane e mette in mezzo questo pallone, nessuno però interviene, allora è ancora il Fulgatore che ne può approfittare. L'unico riferimento offensivo è Inglese, che può beffare i difensori avversari, ma c'è tempismo nell'intervento da parte della retroguardia e quindi si ripartirà da fallo laterale da buona posizione nella metà campo avversaria per il Fulgatore. Squadra che, come dicevamo, insieme alla super giovane è una delle debuttanti di questa categoria. Entrambe le squadre in passato si sono già affrontate in due vecchi campionati di promozione, ma tra poco ne parliamo perché c'è questo rinvio lungo che libera il pallone da parte del Castelbuono. Poi Barbara si è preso più di un rischio con questo retropassaggio, ma alla fine Mistretta riesce a servire D'Amico, che viene anticipato con un intervento duro da Grandis. L'ex Boca Juniors è intervenuto molto duro su D'Amico, che rimane a terra. Diciamo, queste due squadre si sono già incontrate in passato, prima nella stagione 2020-2021, quella annullata per Covid, ma già le due squadre erano riuscite a affrontarsi inizio campionato sempre in promozione. Dicevamo, quel match disputato proprio su questo campo terminò 0-0. Poi la stagione seguente, nella 2021-2022, si affrontarono ben 2 volte come da regolamento e proprio in questo stadio il Castelbuono riuscì a vincere per 3-1, allora decisivi gol di Rosone, di Domenico, di Salvo e per il Fulgatore l'unico quello di Cataldo Visco. Invece la gara di ritorno proprio a Castelbuono terminò ancora una volta 0-0. Vediamo oggi se il Fulgatore riuscirà a pareggiare i conti a distanza di 2 anni.
pronto Campanella a battere. Può andare alla soluzione lunga, tanti uomini del Fulgatore pronti ad entrare in area, ma è dura da qui creare un'azione pericolosa. Campanella infatti apre il gioco dove lo aspetta il compagno alto sulla sinistra, sempre inglese, uno dei più pimpanti di questa squadra. Sicuramente il Trapani avrà un occhio di riguardo nei confronti dell'11 biancazzurro, perché sembra avere margini di miglioramento, ma intanto Torres si può involare verso la porta. Ancora Torres se la porta sul mancino, ancora Torres, poi torna indietro, aspetta che la squadra salga, ma il classe 98 dimostra tutte le sue qualità. Ancora Torres mette in mezzo questo pallone, Campanella deve liberare, brivido per il Fulgatore, ma qui il centravanti della super giovane ha già dimostrato tutte le sue qualità dopo averlo fatto nel doppio confronto col Geraci. Adesso la Castelbuono prova a ripartire dal suo portiere, ma il pallone è uscito, forse non tutto, ma Guardalina segnala così. Pallone giocato da Arenoso, che lui è argentino, cresciuto nel settore giovanile del Velez, squadra molto blasonata nella Primera División. Barbara apre il gioco, ma rischia di mettere in difficoltà Di Maggio. Aiuta infatti Cirrone, che torna dal suo esperto portiere in stretta. Campanella, leggerezza del 4, aveva tanto spazio per giocare pulito questo pallone, ma alla fine riesce a liberare in qualche modo, a cercare Candela, che fino a questo momento è stato servito veramente poco dai compagni, pochi riferimenti per il 9 biancazzurro. Poi Torres prende questa palla di testa, in effetti c'erano tutti i tempi per andarci su questa palla, ma qui il 9 argentino ha lasciato scorrere. Allora Campanella ancora una volta a prendersi tutte le responsabilità del caso, delle operazioni del Fulgatore. Poi Cirrone porta palla, verticalizza, inglese viene anticipato dal 5 del super giovane, bravissimo qui Mazzola a intervenire, l'unico castelbuonese doc in campo. Milita nella super giovane dal 2018. Poi Campanella apre il gioco, Barbara, c'ha spazio, poi va da Campanella che con un colpo di tacco fa fuori la pressione avversaria e calcia in porta. Risponde presente Fagone bloccando un altro pallone dopo il tiro di Inglese, ma è già la seconda conclusione nello specchio del Fulgatore, che col passare dei minuti cerca di rendersi pericoloso. Allarga la manovra il Castelbuono, poi si torna da Pennisi, ha già segnato un gol nella sua nuova esperienza con la super giovane nel doppio confronto col Geraci. Poi si va da Grandis, Arnoso, poi Torres va giù, apre bene in profondità Cirrone, servito Inglese, pescato bene tra le linee, bella trama di gioco del Fulgatore, ma il pallone giocato da Todaro non è stato raggiunto con i tempi giusti da Daguanno. Arrivato quest'ultimo a Fulgatore lo scorso anno dal San Vitolo Capo, ha siglato 2 gol nello scorso campionato di promozione, già quest'anno ha fatto il bis nel doppio turno di Coppa contro l'Accademia Trapani. Anche per lui, come già detto tantissimi altri al Fulgatore, debutto in eccellenza. Ma prima di commentare il proseguo del match c'è da segnalare che un giocatore del Fulgatore è a terra, infatti arriva tempestivo l'intervento dello staff medico, credo si tratti di Campanella, perno della zona nevralgica del Fulgatore. Dicevamo 8 gol per lui lo scorso, nelle ultime stagioni con la maglia biancazzurra, ghiaccio addirittura nella schiena per il classe 2001. Fulgatore che non ha raggiunto sul campo, diciamo, l'eccellenza, è passato dal ripescaggio lo scorso anno
ha ricevuto un doloroso semaforo rosso ai playoff di promozione, mentre per quanto concerne il campionato è arrivato a un punto dalla Folgore Castelvetrano, piazzandosi al secondo posto. Poi i playoff hanno detto di no alla squadra di Michele Marino. Per lui anche un debutto in eccellenza da allenatore, è il suo secondo anno da allenatore dopo essersi ritirato proprio a Fulgatore, ma intanto rientra in campo Campanella e questa è una buona notizia perché vuol dire che l'infortunio non era poi così grave e quindi si ritorna a 11 contro 11 e sarà il Fulgatore a muovere questa palla da fallo laterale con Barbara, numero 2 del Fulgatore, uno dei tanti under interessanti pescati dal Trapani, uno dei pochi invece arrivati in questa sessione di mercato. Ancora Candelari, poi intercetta bene Iantus, prova ad andare Bellecco, gioca rapido ma il direttore di gara fischia e poi va a parlare a muso duro con Campanella. Infatti Cirrone va a dire qualcosa al direttore di gara. Andrà a battere questo calcio di punizione. Il Fulgatore presenta tanti under in rosa, una squadra molto giovane, un progetto molto interessante, quasi familiare, perché è difficile in queste categorie trovare una società che conferma ogni anno tantissimi giocatori. Molte si rivoluzionano, si ribaltano come un calzino a ogni sessione di mercato. La squadra bianco-azzurra invece ha un suo zoccolo duro che permette di avere un'identità ormai abbastanza formata dalla prima categoria fino all'eccellenza. Questo è molto interessante. Tanto arriva questo calcio di punizione battuto ma liberato bene da Daguanno. Adesso il Fulgatore deve prendere metri, altrimenti il Castelbuono schiaccia i padroni di casa nella loro metà campo e al momento il risultato non chiama nessuna delle due squadre a conservare molto. Fare punti il prima possibile è fondamentale. Attenzione, intanto azione pericolosa per il Fulgatore, prova a involarsi per la prima volta in questa partita Candela e subisce un fallo abbastanza irruento. Vediamo se arriva una sanzione da parte del direttore di gara che preferisce usare per il momento i richiami, scelta a mio avviso corretta per non innervosire il match. Quindi solo richiamo. E quindi calcio di punizione da buonissima posizione per il Fulgatore. Vediamo chi batte. Sembra Campanella molto intenzionato a cercare un cross. Vediamo addirittura un tiro. Si può sicuramente creare qualcosa di interessante. Ma non è il solo a battere, a voler battere, diciamo. Credo che ci sia pure Inglese. Vediamo chi se ne occupa. Tanto Fagone costruisce il suo muro formato solo da due uomini che avranno il compito principale di coprire il primo palo, ma si potrebbe anche andare con la soluzione dal limite, Cettodaro solissimo, potrebbe andare come per un calcio di rigore quasi, con due tocchi potrebbe calciare. Ma vediamo quale sarà la soluzione del Fulgatore. Vediamo chi batte, o Campanella o Inglese. Il direttore di gara fischia, parte Inglese una finta e Campanella calcia in porta ma becca solo la barriera. Niente soluzione Todaro, quindi poi Cirrone gioca malissimo questa palla, il Castelbuono non ne approfitta e alla fine se ne occupa Mistretta che lancia il pallone alla disperata, quasi molto casuale il rinvio e poi Inglese non riesce a raggiungere la sfera. Siamo molto vicini alla mezz'ora di gioco. Tanto mister Bognanni chiama i suoi a sveglia.
dopo un buon inizio del Castelbuono, adesso il Fulgatore sta venendo fuori e la super giovane invece deve ritrovare le giuste distanze per aggredire e gestire il pallone e il match. Intanto bellissima giocata da parte di Barbara che si prende un rischio ma gli è andata molto bene. Poi Di Maggio apre per Cirrone, ancora il 5 del Fulgatore che torna da Mistretta, c'è la pressione di Torres, il Fulgatore sembra non aver problemi nella fase di palleggio, poi Cirone per un attimo si era perso l'avversario e alla fine Di Maggio deve andare alla soluzione profonda per Inglese. Bella l'idea di spalla, poi controlla Todaro che allarga ancora una volta il gioco da Inglese, servito benissimo da Guanno, può andare in mezzo, c'era Candela, ma arriva l'intervento pronto della retroguardia super giovane. Sta crescendo questo Fulgatore, sta approcciando in modo buono alla categoria. Ovviamente le ambizioni di questa società sicuramente almeno per questa stagione sono quelle di mantenerla la categoria, dopo aver cercato in tutti i modi di ottenere la promozione. Il ripescaggio li ha favoriti in questo senso. Poi arriva il cross da parte del capitano del Fulgatore, ma trova un fagone pronto, poi a duello Torres con Discordia, ma alla fine la super giovane ad avere la meglio. Beleco serve, Torres che può calciare, il guardaline alza la bandierina. Situazione al limite, possiamo dire così, tra la posizione di Torres, il pallone giocato da Bellecco, poi da Mico. Campanella costruisce il Fulgatore, bella la palla per Barbara che si affaccia in avanti, può andare al cross, vediamo se tiene il pallone in campo, ma alla fine rischia quasi di farsi male. Il classe 2004, arrivato come diciamo nella sessione estiva di calciomercato dal Trapani, il Trezzino è cresciuto nel settore giovanile Granata e l'anno scorso ha disputato la Serie D con la Cirreale. Intanto costruisce la super giovane. Pappalardo apre il gioco propositivo Iantus, poi Arenoso sempre molto propositivo nel suo ruolo di braccetto. Pappalardo apre il gioco da Garofalo, una finta, ancora Garofalo, va direttamente al tiro, Murata, la conclusione dal pacchetto arretrato biancazzurro. Allora prova a uscire in pressione Candela, ma adesso è la super giovane a rendersi più pericolosa e allora si andrà a battere questo fallo laterale con Barbara. Batte lui questo fallo laterale, poi Campanella, ancora Barbara rischia di recuperare il pallone della super giovane con la pressione di Franchielli, ma alla fine si distende in avanti con Cirrone il Fulgatore, ma ancora una volta il cross del capitano, l'uomo dei record. Ormai le sue presenze si contano a centinaia con questa maglia, gioca nel Fulgatore dal 2013 addirittura. Intanto questo pallone viene spedito fuori dall'impianto sportivo addirittura, voi non lo potete vedere ma il pallone è finito quasi in una palude. Dicevamo di Cirrone, classe 93, che appunto gioca nel Fulgatore dal 2013, ha disputato sempre i campionati di prima categoria e promozione. Quest'anno anche per lui un debutto in eccellenza, possiamo definirlo una bandiera di questo club che già quest'anno si è sbloccato contro l'Accademia Trapani, ma commentiamo intanto questa ripartenza della super giovane, sempre col solito Torres, ma stavolta trova un prontissimo Davide Discordia ad intervenire. Stavolta non è andata bene l'iniziativa del 9 classe 1998, arrivato quest'estate all'Argentina, che, ripetiamo, le sue esperienze in Italia sono molteplici in diverse categorie, mai professionistiche ma comunque importanti. Tanto pronto Arenoso a battere questo calcio d'angolo, area quasi tutta
piena, solo 3 giocatori fuori dall'area. Parte il corner, colpo di testa che però finisce all'indietro, ci riprova Torres, ma Cirrone con i tempi sbagliati entra in scivolata. Il direttore di gara però sembra per il momento non voler utilizzare cartellini, anche se l'entrata è stata molto dura nei confronti del numero 9 argentino, che stava andando al cross. Tanto forse richiesta acqua, ci dovrebbe essere a breve un cooling break, almeno quando scatta la mezz'ora, c'è da capire se verrà applicata anche per questo match la scelta di far rinfrescare le due squadre, ma sembra invece tutto pronto per la rimessa laterale, perché sono tutti in aria e nessuno sta bevendo se non 3-4. Comunque mi correggo, non fallo laterale ma calcio di punizione. Abbiamo appena commentato il fallo duro di Cirrone ai danni di Torres. Proprio quest'ultimo si è già andato a piazzare in area. Tanto subito mister Bognanni lo richiama al posizionamento migliore possibile. Vediamo se andrà con qualche schema la super giovane. Intanto 2 uomini sul punto di battuta, altrettanto il numero 2 di uomini nella barriera a difesa della porta di Mistretta. Fischia il direttore di gara, parte questo calcio di punizione che finisce dritto in porta, poi Mistretta, una mischia in aria e arriva il gol della super giovane Castelbuono. Si sblocca il risultato al polisportivo. Ancora un gol di Pennisi, l'ex Cirreale aveva già segnato nel doppio turno di Coppa Italia contro il Geraci e quindi il classe 98 si sta dimostrando bomber delle retrovie. Su questa mischia in aria è riuscito a sbloccare lui il risultato e allora andiamolo ad aggiornare. E quindi 1-0 super giovane, il primo gol della storia della super giovane Castelbuono in eccellenza lo sigla Pennisi, uno dei tanti arrivati quest'estate. Come dicevamo si era già sbloccato contro il Geraci in Coppa Italia. 2 grandissime sfide, quelle della formazione di mister Bognanni al cospetto del più quotato Geraci, squadra che comunque ha stravinto il girone B di promozione scorso, categoria nella quale partecipava anche la Castelbuono, la super giovane Castelbuono, ma la società oronera non è riuscita a vincere il campionato né a qualificarsi per la finale, dove ha avuto la meglio l'Ascari in quella semifinale persa dai ragazzi di mister Barandano, allora allenatore della super giovane. Tanto rischia di regalare qualcosa in costruzione il Fulgatore, poi sul lancio ribattuto di testa, tanto il pallone fatica a stare incollato ai piedi dei protagonisti in campo. Mancano 10 minuti, poi problemi tra Campanella e Belleco. Il direttore di gara molto, diciamo, molto protagonista, vuole che tutte le regole in campo vengano rispettate e ci tiene al fischio che sia lui a dare il via. Tanto calcio di punizione, la buona posizione per il Fulgatore. Squadra di Marino che adesso deve accelerare, deve sicuramente avere un atteggiamento ancora più propositivo rispetto all'inizio, perché il risultato li vede in svantaggio. Anche qui 2 uomini sul punto di battuta. Vediamo se andrà Capitan Cirrone, invece no, palla a secondo palo sulla quale Di Maggio non riesce ad arrivare e quindi si ripartirà da semplice rimessa dal fondo.
8 giri d'orologio alla fine di questo primo tempo. Castelbuono avanti. Pronto Fagone. Costruisce la super giovane. Palla per Iantus. Tocco corto. E poi c'è un fallo di mano. Il direttore di gara ha fischiato. Forse il giocatore della super giovane non se n'era accorto. E occhio che arriva il primo giallo della partita. Il direttore di gara si era sempre tenuto molto disteso sul piano dei cartellini, ma evidentemente ha avuto i suoi buoni motivi per estrarre questo giallo. Insistono però le proteste dei giocatori, ma non c'è niente da fare, ormai la sanzione è arrivata per Pappalardo, quindi si aspetterà solo questo calcio di punizione che andrà a battere Ivan Inglese oppure Cirrone, ma per il momento li ha quasi battuti tutti l'ex Trapani. I calci da fermo del Fulgatore. Pensare al tiro da qui molto proibitivo, ma alla fine si sgancia l'11, quindi lascia questo compito a Cirrone o Campanella. Vediamo se andrà il capitano stavolta. Anche stavolta è una finta invece. Campanella va dritto in porta! Grandissima l'idea del 4, che per un attimo stava per beffare Fagone, che comunque sembrava sulla traiettoria. Altro brivido per il Castelbuono, vicino al pari il Fulgatore. Costruisce la squadra ospite, palla tra le parti di Garofalo, poi c'è l'anticipo aggressivo, intanto c'è un rimbalzo e quasi beffa Fagone, ma tutto ok. 5 minuti scarsi alla fine. Sei per la correttezza. Stavolta Fagone va al rinvio lungo, invece no, beffa tutti con questo pallone per Arenoso molto largo, poi non riesce ad impattare la palla invece Grandis, e allora Barbara batte questo pallone con le mani, prova ad andare Candela, poi D'Amico a duello fisico con Frankeli che rimane giù, ma effettivamente il contatto è stato così lieve che il gioco può proseguire direttamente con Barbara, poi Candela in mezzo a due uomini, ancora Candela tiene questo pallone, ancora il 9 che poi alla fine deve lasciare spazio a questo fallo laterale per la super giovane. Pronto ancora una volta Grandis, classe 2000, arrivato direttamente dall'Argentina, ex Barras, addirittura ex Boca Juniors. Stiamo parlando di un giocatore di spessore che la super giovane ha portato qui in Italia, qui in eccellenza. Tanto bella l'idea, a cercare Torres, e Barbara stava per fare un disastro, ma lo fa comunque perché mette in grave difficoltà Mistretta, e qui Torres è pur sempre un bomber di livello che non se lo fa dire due volte, quindi occhio a fare regali a lui. Tanto prova a reagire il Fulgatore con Daguanno, poi Todaro non riesce a giocare questa palla, sempre il Fulgatore. Campanella, palla per Todaro che alla fine non controlla, prova a ripartire il Castelbuono, poi Todaro ha messo giù, fallo, ma stavolta per la super giovane è battuto subito. C'è spazio per Torres, si è inserito Garofalo sulla destra, porta palla l'ex Estudiantes, ancora Torres, può calciare, punta la porta, fermato, benissimo da Di Maggio, che poi va a duello con Garofalo, però Garofalo la mette in mezzo, Torres in mezzo a due uomini, D'Amico messo giù il 9, e si è stati vicinissimi a rigore per il Castelbuono, ma era già a terra Torres, quindi è stata dura per il direttore di gara a segnare un rigore di questo tipo, ma il numero 9 è rimasto a terra. Niente calcio di rigore, quindi entra lo staff medico della Super Giovane Castelbuono per comprendere le condizioni del bomber della formazione madonita. E nel frattempo le squadre
soprattutto quella ospite ne approfitta per darsi una rinfrescata. Credo che per il momento debba abbandonare il campo. 42 sul cronometro, ma ci sarà un ampio recupero probabilmente, perché non è la prima interruzione, non è la prima volta che uno staff medico debba intervenire sul rettangolo verde, e quindi ci si aspetta un importante recupero. Nel frattempo i giocatori della Super Giovane non si risparmiano qualche polemica nei confronti del direttore di gara, o almeno da qui c'è questa impressione, ma finalmente si torna a giocare. Fallo laterale battuto, arriva Cirone con i tempi giusti, poi stacco di testa, prova a lanciarsi Torres, ma viene anticipato bene da Di Maggio, chiede calma mister Bognanni ai suoi, ma sempre fallo laterale, sempre da questa posizione, e ancora una volta nella metà campo del Fulgatore, che si trova sotto di un gol e con tante maglie oro-nere vicino alla porta di mister. Tentato pallone illuminante per Torres che calcia, ma non è riuscito a far male a Mistretta, che riesce a bloccare, far giocare Campanella. Si prende un grandissimo rischio il 4, non è la prima volta che rischia qualcosa, ma è anche, diciamo, il compito più che un ruolo che ha un centrocampista centrale, quello di essere il perno di tutte le operazioni che muove la squadra. Tanto Candela messo veramente poco in condizione dai compagni di giocare la palla, di rendersi pericoloso, e quando il centravanti è così poco coinvolto, diciamo che le occasioni è normale che si contino sulle dita di una mano, ma comunque il Fulgatore qualche presupposto per il pari o comunque per sbloccare la gara l'ha creato. Tanto il pallone è nettamente uscito, ma il guardalinee, diciamo che ha lasciato proseguire. Poi c'era anche un fallo, diciamo che il direttore di gara sta lasciando passare un po' di cose. Altro duello fisico e niente, si gioca continuamente, alla fine il pallone esce, forse è un bene, perché il direttore di gara rischia di far innervosire ambedue le squadre. Diciamo che in maniera molto netta non sono stati concessi un fallo laterale al Fulgatore e un fallo ai danni del Castelbuono, ma alla fine è calcio d'angolo, quindi il Fulgatore può chiudere questa prima frazione in attacco. Pronto questo corner battuto a cercare la testa di Di Maggio, che impatta bene, poi l'opportunità di testa. Candela ha messo un brivido, ma più di questo no, alla porta di Fagone. E quindi si andrà a rinvio al fondo, ma adesso il direttore di gara dovrebbe dire a tutti qual è il recupero, che come dicevamo ci si aspetta molto corposo. Lancio in avanti, D'Amico impatta bene di testa, poi la retroguardia castelbuonese deve liberare Torres, illuminante colpo di tacco per Grandis, provano a scambiare i due giocatori argentini, e ancora il giocatore cresciuto nel settore giovanile del Boca interviene bene in scivolata. Barbara, tanto Candela quasi messo in ginocchio, poi Torres strattonato, fallo segnalato giusto, quindi calcio di punizione da buonissima posizione per il Fulgatore. Ha qualcosa da dire Discordi, ma fallo abbastanza netto, forse sono stati strattonati addirittura i capelli. Del bomber Torres. Ancora nessuno ha detto nulla sul recupero, siamo quasi al 47esimo. Vediamo intanto chi andrà a calciare. Vediamo se sarà in carica proprio Torres.
desideroso di sbloccarsi in questo campionato di eccellenza dopo aver fatto molto bene in Coppa, come abbiamo ripetuto più volte, ha già fatto 3 gol, tutte e due contro, in entrambi i match contro il Geraci. Una finta, parte proprio Torres col destro, solo barriera, e il direttore di gara dice che va bene così per questo primo tempo, 1-0 in favore del super giovane Castelbuono. Adesso le due squadre vanno negli spogliatoi e noi ci prendiamo una piccola pausa, a tra poco. Mario, tu sei l'uomo della storia di Palermo, hai giocato e segnato dalla A alla D, ora scendi in eccellenza, con quali sensazioni anche dopo uno stop dal calcio giocato? Sì, dopo essermi seduto diciamo, per quasi 2 anni è stato difficile perché comunque ritornare a fare gli allenamenti dopo così tanto tempo fermo non è semplice, però la voglia c'è, quindi questo corsino mi ha fatto fare anche questo, quindi vediamo, dai, a me ho tanta voglia, sto bene, quindi voglio cercare di dare qualcosa a questi ragazzi. Tra l'altro tu non sei mai rimasto fermo in realtà, perché sei diventato un ottimo giocatore di padel, da quello che ci è stato raccontato, ti sei anche tuffato nell'imprenditoria, insomma hai deciso che Palermo, anche dopo aver smesso di giocare tra i professionisti, deve essere anche la tua casa per una vita futura. Sì, diciamo che ho passato un periodo a giocare padel, adesso purtroppo mi sono fermato perché giocando non lo posso fare più. Sì, poi il ristorante, diciamo che Palermo ormai è casa, quindi non sto mai fermo, anche perché qua mi danno tanto affetto, quindi mi trovo bene e spero di rimanerci a lungo qui. Ecco, il Palermo, ancora ci sono alcuni giocatori che sono rimasti da quella, intanto dalla cavalcata alla D alla C e poi dalla cavalcata che tu hai vissuto dalle retrovie dalla C alla B. Hai sentito qualcuno dei tuoi ex compagni dopo la firma con l'Athletic Club Palermo e soprattutto cosa ti hanno detto? No, ero là quando c'era Eugenio, che ero con loro. Comunque eravamo molto felici perché avere una società così forte dà tanta sicurezza, quindi sono contenti. Ovviamente si alzano un po' tutte le asticelle e bisogna dare sempre qualcosa in più, però erano tranquilli e felici di questa situazione. Ecco, tu adesso che li vedi dall'esterno, tante novità, società nuova, nuovi giocatori, anche alcuni che arrivano dalla Serie A, come Di Francesco che ha giocato fino all'altro ieri in Serie A, come vedi questo Palermo e dove pensi, se pensi che possa essere finalmente arrivato il momento del ritorno in Serie A? Beh, già che portano questi tipi di giocatori vuol dire che stanno dando importanza a questa città, quindi ben vengano e speriamo che prima possibile siano già in Serie A, che questa tifoseria se la merita. Ultima domanda, tu stai per tornare in campo in eccellenza, che non hai mai naturalmente fatto. Com'è collocarti già dopo essere stato in Serie D, che comunque è stata un'esperienza nuova per te, com'è collocarti in un campionato ancora più indietro, anche se vedendo i giocatori che sono in campo è come se fosse una squadra già proiettata in avanti? Sì, diciamo che hanno preso dei giocatori importanti che in altre squadre l'anno scorso hanno fatto le prime fasi, quindi siamo una bella squadra e ovviamente devo capire un po' come funziona, ma sono sicuro che andrà bene perché da piccolo giocavo in queste categorie qua così, quindi non è una cosa nuova. Il CUS nel risultato dei 180 minuti esce sconfitto, però in vista del campionato, che comunque è una strada lunga, torna a casa, torna a Palermo con delle buone risposte. Sì, assolutamente sì, perché era quello che avevo chiesto ai ragazzi in questo doppio impegno. Penso che era un doppio impegno difficile perché comunque sapevamo la caratura dell'avversario e gli obiettivi dell'avversario, quindi penso che è stato nei 180 minuti ci sono stati sicuramente spunti positivi per gran parte, devo dire, e qualcosa diciamo, su cui sicuramente dobbiamo lavorare in vista del campionato, perché adesso mentalmente dobbiamo pensare a quello.
Ecco, forse l'unico rammarico può essere legato al fatto che con l'uomo in più per tutto il secondo tempo forse è mancato quel guizzo che ti poteva permettere di portare in vantaggio la squadra. Ma devo dirti la verità, io penso che invece è uscita lì la caratura di questa squadra del Piana, nel senso che nella sofferenza, con un uomo in meno, i giocatori più rappresentativi sanno come si gestiscono queste partite, soprattutto una partita di Coppa, sanno che poi possono aspettare l'episodio che la può sbloccare, così poi hanno raggiunto su questo calcio d'angolo il 2-1 e poi secondo me l'ultima mezz'ora devo fare i complimenti a loro perché hanno voluto questa qualificazione e noi tra virgolette possiamo soltanto leccarci le ferite per ciò che nel doppio incontro magari abbiamo sprecato o comunque regalato. Ecco. Inizia il campionato, tra una settimana non c'è tempo di rimuginare sull'uscita di Coppa. Che girone ti aspetti qui in questa promozione? Soprattutto che CUS ti aspetti nel contesto del girone? Ma sicuramente il girone è molto impegnativo, su questo non ci piove, le squadre fino anche negli ultimi giorni si stanno rinforzando, quindi io penso che di qua a 2 settimane ancora qualcuna cambierà pelle. Noi penso che manterremo sempre lo stesso profilo di una squadra che vuole sicuramente far bene partita dopo partita senza darsi degli obiettivi. Il nostro obiettivo è settimanale, nel senso lavorare e raccogliere i frutti del lavoro che facciamo, rispettando al massimo gli avversari, sapendo che comunque è un campionato veramente tosto. Poi per noi che comunque abbiamo ancora dal punto di vista dell'esperienza qualcosa da guadagnare, la dobbiamo colmare sicuramente con attaccamento e lavoro con tutti i nostri giovani che abbiamo. Il rischio è che la sua squadra potesse prendere sotto gamba il match odierno, cosa che non è successa. Infatti la squadra è riuscita a superare il turno grazie a questo pareggio 1-1 nel campo dell'Oratorio Marineo e sembra non aver patito particolarmente gli attacchi ospiti. Un suo giudizio sulla prestazione dei suoi ragazzi oggi? Abbiamo perso un po' di tempo per entrare in partita, poi ci siamo entrati, siamo stati bravi a fare gol in contropiede con Ivan Lavardera. Siamo arrivati 2 o 3 volte a tu per tu col portiere loro, con Federico Matera che è stato sfortunato a non fare gol. Quindi sicuramente c'è da lavorare, c'è da migliorare, soprattutto per il gol preso. Abbiamo peccato forse di leziosità e quindi ci sta appunto per rimediare in settimana e prepararci per la prima di campionato. La sensazione è che ha tra le mani una squadra molto forte per la categoria, con giocatori possenti, di statura e che potranno giocare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato, anche perché la scorsa stagione ben 2 squadre tra le neopromosse erano nel girone A di eccellenza. Quest'anno il Misilmeri potrebbe essere una tra le favorite per la promozione in Serie D? È un parolone questo, perché noi come fisicità abbiamo, come dicevi prima, i due nostri centrali, Costantino e Mancuso. Tra l'altro ora Alberto Costantino mancherà alle prime 3 giornate di campionato, quindi troveremo delle alternative per sopperire a questa mancanza. Tra l'altro oggi a proposito di mancanze, oggi mancavano Raimondo Lucera e Salvatore Pastorella, che per noi sono giocatori importantissimi. Li abbiamo tutelati in virtù appunto dell'inizio del campionato e quindi dire che siamo una tra le ipotetiche vincitrici non mi sento dire questo, mi sento di dire che è un ottimo gruppo di ragazzi, un ottimo gruppo di giocatori, la società ha fatto degli acquisti mirati per cercare di dare un'identità di gioco a questa squadra. Noi vivremo di giornata in giornata, quindi dando tutto, dando il massimo, ma rispettando i nostri tifosi che sono sempre presenti e sono il 12° uomo in più per noi. E proprio a proposito di società e a proposito di calciomercato è stata allestita una squadra che vede un bel mix tra giovani ed esperti e questa potrebbe essere un'arma in più in vista del prossimo campionato, il fatto di poter comunque avere a che fare con poter contare su dei giovani molto interessanti che sono stati selezionati molto accuratamente dalla dirigenza. I giovani l'anno scorso hanno fatto un'impresa vincendo il titolo regionale con la Juniores, quindi siamo contentissimi di questo mix. I giovani devono fare tesoro dei consigli dai grandi e poi bisogna che si crei un gruppo senza fare questa distinzione. Come base di età media il gruppo è giovane tutto, quindi siamo contenti degli under che abbiamo. Lo stanno dimostrando, quindi ci alleniamo bene, i grandi appunto sanno dare le giuste indicazioni quando c'è da darle ai giovani, e i giovani li ascoltano volentieri.
Molto soddisfatto della prestazione, un po' meno del risultato perché secondo me noi oggi avremmo meritato di vincere. Nel primo tempo a mio avviso avremmo meritato noi di sbloccare la partita, invece davvero al primo tiro in porta, non per modo di dire, ma al primo tiro in porta gli avversari, peraltro nemmeno pericolosissimo perché insomma generalmente Sendin queste le blocca con facilità, purtroppo abbiamo subito il gol. E da lì chiaramente si è complicato tutto, noi avevamo l'intenzione di riaprirla il prima possibile, poi in realtà abbiamo dovuto inseguire, però ripeto sono molto contento del fatto che siamo rimasti dentro la partita con la testa e anche con le idee, con il nostro modo di giocare, abbiamo cercato di portare avanti fino alla fine, ripeto prestazione molto convincente che dimostra una crescita, era quello che io avrei voluto riscontrare, una crescita rispetto a 7 giorni fa importante. Prestazione molto interessante da parte di Nunes Correa, il numero 11. Un pensiero su questo giovane ragazzo? Sì, Correa è arrivato 10 giorni fa, quindi non ha ancora assimilato quello che è la nostra idea in campo. Questo si nota, a mio avviso, perché comunque molto spesso è slegato, però è chiaro che il suo talento è altrettanto innegabile, riesce a inventarsi delle giocate importanti, chiaramente ripeto dobbiamo ancora andarla a inserire nei nostri meccanismi e sono certo che quando questo accadrà le sue peculiarità verranno fuori in maniera ancora più dirompente. L'obiettivo stagionale del Marineo sarà anche quest'anno la salvezza o si punta ad alzare un po' l'asticella rispetto alla passata stagione? No, noi in virtù del campionato che davvero quest'anno è livellato molto verso l'alto dobbiamo mantenere i piedi per terra e pensare a salvarci il prima possibile. Poi è chiaro che una volta che ci salveremo le nostre priorità saranno quelle di valorizzare il più possibile i nostri giovani, quindi sarà un campionato sicuramente da salvezza, speriamo una salvezza il più tranquilla possibile e poi di riuscire a mettere in mostra i tanti giovani che abbiamo che sono un nostro fiore all'occhiello. Tutto pronto per l'inizio di questa ripresa tra Fulgatore e Super Giovane Castelbuono, risultato di 1-0 in favore della squadra ospite, ha deciso per il momento la partita il gol di Pennisi, giocatore arrivato in questa sessione di mercato dopo le esperienze con la Real Aci e AC Reale, classe 98 è già il suo secondo centro stagionale. Nel frattempo il direttore di gara guarda il cronometro sempre molto attento ai dettagli.
l'arbitro, prima di dare il via al match anche nel primo tempo. Diciamo che abbiamo dovuto aspettare un po'. Fischietto in bocca per il signor Aquilina. È iniziata la ripresa di Fulgatore, Super Giovane Castelbuono 0-1 il parziale. Allora godiamoci questo secondo tempo con la squadra di casa che attacca da destra verso sinistra e porta a palla il capitano Cirrone, che va a cercare Candela, che di testa fa praticamente un assist. Palla lunga per Torres, uno degli uomini più pericolosi del primo tempo del Castelbuono. Si è sbattuto tanto per la squadra, ma alla fine i difensori del Fulgatore sono riusciti un po' ad evitare, ad arginare il suo talento da bomber vero, da bomber di spessore per questa categoria. Tanto Garofalo esce a gamba tesa, Campanella, si poteva anche fermare il gioco perché comunque l'entrata è stata abbastanza irruenta, però si distende molto bene il Fulgatore con D'Amico che cerca un cross tra le parti, però di Inglese, giocatore non dalle prestanze fisiche imponenti, di conseguenza era difficile per lui ricevere questo lancio, soprattutto agganciarlo, magari di petto. Era una palla giusta per Candela. Comunque segnaliamo che entrambe le squadre, entrambi i tecnici non hanno effettuato alcun cambio. Tanto un lancio, D'Amico non ci arriva, poi Campanella cerca Candela, pallone liberato per Torres, che però viene fermato da Campanella, che fisicamente è andato molto duro. Anche in questo caso un centrocampista centrale che sa il fatto suo, il classe 2001, uno dei tanti ad aver ormai cucita sulla pelle questa maglia del Fulgatore. Fallo laterale intanto per le mani di Barbara, colpo di testa a liberare, poi Campanella da Guanno in mezzo a due, da Guanno servito bene Inglese, a memoria si va da Cirrone, può prendere campo il capitano bandiera del Fulgatore, ancora Cirrone al limite, da Guanno, poi Candela non riesce però a far suo il pallone da buonissima posizione, primo, possiamo dire così, squillo del Fulgatore, poi il tiro dalla media distanza da parte di Antonino Todaro, 16 gol per lui tra prima categoria e promozione dal 2018 a Fulgatore, il 10 bianco-azzurro, cresciuto nelle giovanili del Trapani. Anche lui oggi sta debuttando in eccellenza, in tre quarti che può tranquillamente fare questa categoria e l'ha dimostrato nei campionati minori del dilettantismo siciliano. E intanto vediamo questo rinvio dal fondo, poi D'Amico di testa, bello il tocco ancora di Candela che sta vincendo tutti i rimpalli, poi va a duello fisico con il 5 del Castelbuono e si prende anche la rimessa laterale nella metà campo avversaria a ridosso dell'area di rigore. Il Fulgatore sembra entrato più convinto dei suoi mezzi, sa che ha la partita alla portata per rimettere tutto in parità e non c'è tempo da perdere, possiamo dire così, perché sì che la ripresa è già iniziata ma non c'è una vita. Cirrone controlla da fuori area, calcia, cercare anche un rimpallo favorevole, prova a ripartire Torres, chiude D'Amico, è buona la palla per Inglese che può andare al cross col mancino, si prende, vediamo un altro angolo, sì, nettamente non è riuscito ad agganciarlo Fagone, che ha raccolto il pallone quando ormai la sfera era uscita. Pronto Inglese, anche se ci sono due uomini al punto di battuta di questo calcio d'angolo.
va Todaro a cercare un colpo di testa, la palla rimane in aria, poi al limite per Daguanno che cerca il tiro col mancino, si immola il giocatore del Castelbuono, e allora la ripartenza castelbuonese che si interrompe sulla scivolata di Cirrone che voleva il fallo laterale, ma il direttore di gara interrompe così la quantità di applausi nei confronti della bandiera biancazzurra. Tanto Garofalo batte questa rimessa a cercare il suo attaccante Torres. .50 sul cronometro, fallo laterale, torna ad affacciarsi in avanti la super giovane Castelbuono dopo più di qualche situazione difficile in questo inizio di ripresa. Garofalo punta l'avversario, torna indietro da Iantus che poi pensa al cross, dimostra tutte le sue qualità da playmaker puro, poi il pallone per Bellieco, ancora gli scambi 3-2, ma alla fine la conclusione del 10 che si spegne ampiamente sul fondo, prelevato in questa sessione di mercato dal Nuova Sondrio, anche lui argentino, il classe 97, che indossa la 10 del Castelbuono e forma un tandem tutto in salsa argentina, quello della super giovane Castelbuono. Poi tocco di Daguanno che guadagna fallo laterale, il pallone è per Cirrone, tocco all'indietro, fraseggio del Fulgatore che si spegne in questo lancio, palla cieca di Capitan Cirrone, poi Barbara atterrato da Torres, anzi no, la capigliatura qui ha fatto, diciamo, da beffa, perché era Iantus. Tanto si muove qualcosa nella panchina di Mister Bognanni, pronto una sostituzione. Vediamo se si farà subito, ma sembra proprio di sì. O vediamo se si andrà prima con questo calcio di punizione. No. E allora andiamo. C'è Pappalardo, numero 8, ammonito nel primo tempo. Mister Bognanni ha deciso di richiamarlo in panchina. Quindi c'è l'ingresso in campo del numero 16. Il numero 16, vediamo se si tratti di marrone. Tanto vediamo questa azione di Inglese. Poi Cirrone che per un attimo stava sorprendendo Fagone. Comunque sì, era marrone, ma non era la 16 ma il 14. Intanto il gioco prosegue, ha rischiato un tocco col braccio qui di discordia, ma il Fulgatore prova ad accendersi nonostante il brivido con Barbara. Marrone che si va a mettere a centrocampo, titolare per lui l'ultimo match contro il Geraci, oggi è partito invece dalla panchina. Tanto questa scivolata da parte di Grandis che concede, credo angolo, sì, si andrà proprio dalla bandierina, oppure no, semplice rimessa al fondo, in effetti non ha indicato l'angolo, ma l'area piccola. Pronto Fagone alla battuta, solito posizionamento, fase di costruzione del Castelbuono di quando non vuole palleggiare da dietro ma preferisce andare sul lancio, che comunque si prospetta abbastanza profondo, a cercare Bellieco, poi Garofalo che si prende tutta la corsia di destra, servito Marrone, il suo tocco però non ha ottenuto deviazione. Ci poteva stare qui l'angolo perché sembrava ci fosse deviazione, ma in fin dei conti è il Fulgatore a muovere la palla. Il lancio per Candela, duella tanto con i difensori avversari, il classe 2000 e poi strattonato al limite d'area Torres. Il direttore di gara invita l'attaccante argentino ad alzarsi, poi Cirrone, Daguanno, il tocco di Inglese e fallo laterale a favore del Fulgatore, con Cirrone che batte questo pallone con le mani, rischia di farlo recuperare l'avversario e poi D'Amico va un po' alla cieca. Barbara aveva completamente occupato un'altra posizione,
poi c'è questa scivolata per recuperare la parte di D'Amico e ci è riuscito. Ancora il numero 8 biancazzurro a detenere il possesso, raddoppiato e alla fine prova ad andare Grandis, altri giocatori a terra, stavolta la super giovane, la panchina Fulgatore accelera i ritmi giocando anche più palloni allo stesso tempo. Rimessa laterale a favore dei padroni di casa. Todaro. C'è l'apertura del gioco da parte di Barbara, scusate. Poi si prende un rischio Cirrone, si torna da Mistretta che allarga il gioco. Campanella. Palla lunga, però imprecisa. Si partirà da fallo laterale a favore della super giovane, che ricordiamo è in vantaggio. Pallone chiuso da Discordia. Una finta, poi si torna da Mistretta che a memoria va da Cirrone. Avanza Cirrone, poi torna indietro. Di Maggio verticalizza malissimo e recupera palla di Marrone. Prova a scambiare, vince il duello fisico, ma con che movimento d'attaccante puro, quello di Bellecco. Poi viene atterrato giù, viene messo giù Antus e quindi calcio di punizione. Stavolta la capigliatura non ha ingannato. Siamo a 56 sul cronometro e ci si ripartirà da questo calcio di punizione a favore della super giovane, che da questa posizione può pungere la porta di Mistretta, non obbligatoriamente con una conclusione diretta, anche un pallone in mezzo può rivelarsi velenoso. Vediamo quale sarà la scelta di Antus e compagni. C'è anche Arenoso a battere. Fischietto in bocca, 3 uomini in barriera, tutto pronto per questo calcio di punizione. Parte Arenoso, va col mancino, barriera piena, poi libera in qualche modo D'Amico e allora fallo laterale che batte nella propria metà campo il Fulgatore. Proprio non lo batte, ma diciamo funge da raccattapalle in questo caso D'Amico. Infatti sembrava strano che un giocatore avversario finisca il pallone, ma quando si è svantaggiosi prova tutto e tutto Marrone! Dal volo Marrone! Da subentrato la carta di mister Bognanni raddoppia il parziale, il centrocampista inserito a gara in corso e fa un grandissimo gol che non lascia scampo a Mistretta. 2-0 e arriva anche l'abbraccio verso la panchina, luogo che fino a qualche istante fa era seduto. E allora aggiorniamo il tabellino che vede la super giovane avanti di 2-0. Adesso si mette molto male per il Fulgatore. Nel frattempo il gioco riprende. Tanto ha provato subito a reagire il Fulgatore con questo pallone profondo per Candela, ma niente da fare. Siamo molto vicini alla mezz'ora e Marrone ha deciso di farlo così il secondo gol, dal volo, dal limite. Stiamo parlando di D'Amico che è andato a raccogliere il pallone per l'avversario, per fargli battere il più veloce possibile un fallo laterale che poi ha scaturito il secondo gol del Castelbuono. Il secondo centro della stagione di questa società che ha rivisto Giuseppe Genchi acquisire nuovamente le quote dopo un passaggio con Baccaro che si è dimesso di recente, poi il ritorno in presidenza appunto di Genchi. Intanto arriva questo lancio tra le parti di Torres, Mistretta esce con i tempi giusti, la fa sua e apre subito il gioco sulla destra. Pallone in verticale, tocco falloso ai danni di Candela. Poi c'è qualcosa in campo tra le due squadre, ma il calcio di punizione viene battuto subito. E allora Todaro prova ad accelerare le operazioni della Fulgatore. Pallone intanto in pieno volto
ai danni di Franchielli, poi c'è stato un fallo ai danni di un giocatore della super giovane. Difficile capire da questa distanza di chi si tratta. Tutto pronto, si prende qualche metro il giocatore oro-nero. Tanto si muove anche qualcosa nella panchina di Mister Marino. 2 uomini mandati a scaldare. Vediamo se ci sarà spazio per Toti Stabile, uno dei bomber più prolifici della storia del Folgatore. Tanto tocco all'indietro direttamente da Mistretta. Poi Cirrone torna indietro dal suo portiere, ma Torres pressa e lo fa bene. Bella costruzione del Folgatore, che poi alla fine si rivela inefficace perché si ricomincia ancora una volta da Mistretta. Cirrone, ancora il 3, torna da Mistretta, si apre, discordia a ricevere. E allora D'Amico costruisce il Folgatore, però il Castelbuono non aspetta, non guarda e aggredisce i portatori di palla. C'è un giocatore a terra. E allora fallo laterale battuto adesso. Poi cambio di gioco tra le parti di Cirrone, che va direttamente da Daguanno, che punta l'avversario. Poi l'intervento di Marrone che prova a liberare, a 2 uomini addosso, la recupera però Messina, prova a scambiare proprio col 7, ma è fallo laterale. In zona d'attacco per il Folgatore con Cirrone. Tanti uomini che entrano in area per la squadra di casa, poi battuto malissimo obiettivamente dal capitano del Folgatore questa rimessa laterale. Allora c'è il contropiede della super giovane, segnalato fuori gioco ai danni di Torres. Per una volta la posizione non era poi così netta. D'Amico, campanella, poi c'è un lancio. Cirrone a duello con Garofalo. Cirrone, ancora il capitano del Folgatore, torna indietro da Mistretta, aiuta nella costruzione anche Discordia. Apertura per Barbara, bella l'idea, cercare Candela in mezzo a 2 uomini, ma arriva il grandissimo intervento da parte di Arenoso, che con i tempi giusti, scivolata, interviene su questa situazione molto ben costruita dal Folgatore. Tanto c'è questa interessante apertura di gioco che finisce direttamente da Capitan Cirrone, che poi trova attraverso questo corner l'opportunità di battere un calcio d'angolo da posizione molto importante, che è quella della bandierina, dove anche con un episodio si può cambiare la storia di una partita. Ricordiamo che la Super Giovane è avanti di 2 gol, abbiamo già oltrepassato di gran lunga l'ora di gioco e quindi il Folgatore deve accelerare i tempi, deve sbilanciarsi, deve cambiare qualcosa. Mister Marino, se vuole che i suoi ritornino in partita. Intanto battuto questo corner, ma ancora una volta l'esito è negativo. Grandis libera nel deserto delle maglie bianco-azzurre. La super giovane non aveva uomini lì pronti a ricevere questa palla. Adesso sicuramente ci sarà più voglia di difendere il risultato. Intanto finisce giù un giocatore del Folgatore, ma si rimane in situazione di gioco offensiva. Cirrone pensa al tiro, ma il pallone si spegne sul fondo. Non se l'è fatto dire 2 volte anche dal pubblico il capitano biancazzurro, e ha provato, diciamo, il miracolo, che fare gol da lì a un portiere navigato come Fagone, che nel suo lungo curriculum ha anche la Juventus. Diciamo che fargli male era
molto complicato. Fagone al rinvio. Diciamo che oggi ha dimostrato che la sua specialità non è proprio quella del rinvio dal fondo, tante imprecisioni sotto questo aspetto, tanti palloni favorevoli al Fugatore che più volte poteva ripartire ma non ci è riuscito. Barbara, tanto il direttore di gara fischia un cambio e quindi da situazione di possesso passa a difendere la Super Giovane in questa situazione di fallo laterale che può cambiare anche la partita da una posizione così vicina all'area. Cirrone gioca per Inglese che va al cross, potrà trasformarsi quasi in un tiro, possiamo dire, ma per il momento il Fulgatore non è riuscito a creare patemi seri, patemi pericolosi, insidiosi aggiungiamo, alla Super Giovane Castelbuono, che gestisce con abbastanza serenità la partita fino a questo momento. Pronto Fagone, vediamo se riesce a riscattare l'ultimo rinvio. Parte il Real Aci, ex Ragusa. Tanto recupera palla Barbara, ma alza un campanile sul quale Inglese non può arrivare. Poi Cirrone, da quando non arriva la palla fatica a rimanere a terra. Poi duello tra centrocampisti centrali e in fin dei conti quello che conta per il Fulgatore è che la palla viene girata più o meno bene, ma occhio perché Discordia si sta prendendo più di un rischio. Marrone lo raddoppia insieme a Torres, si gioca per il direttore di gara, poi Jantus arriva e alla fine c'è fallo per la Super Giovane Castelbuono e Jantus va a muso duro con l'avversario, ma credo che si ripartirà da calcio di punizione per la Super Giovane. Non sono mancate ovviamente le proteste per questa segnalazione da parte del direttore di gara, ma alla fine Mistretta è chiamato a costruirsi la sua barriera che, se non erro, è formata da ben 3 uomini più uno che arriva adesso, che sono 4. Ovviamente la posizione è molto insidiosa, c'è da stare parecchio attenti. Ci sono 2 uomini sul punto di battuta e uno solito arenoso, sempre presente in queste situazioni. Non batte lui, bensì c'è andato direttamente Antus a creare un grandissimo brivido a Mistretta. Che conclusione, che per poco non va sotto l'incrocio. E allora stavolta sì che batterà Renoso, perché è l'unico posizionato sulla bandierina, pronto a calciare questo angolo. Si è rialzato il giocatore del Fugatore a terra, quindi ci sono tutti i presupposti per farlo battere questo calcio d'angolo. Intanto si muove qualcosa in panchina e sarà il momento di Toti stabile. Per il momento vediamo questo calcio d'angolo che parte con il colpo di testa. Di Mazzola, il più castelbuonese di tutti in questa squadra. Poteva calare il tris, che probabilmente avrebbe dichiarato la notte fonda per il Fulgatore, che per il momento è sotto di 2 gol e chiama il suo bomber numero 1 dalla panchina a intervenire in un match dalle grandi difficoltà, ma nel frattempo ancora il Castelbuono a rendersi pericoloso con Grandis. Poi arriva la chiusura dei giocatori del Fulgatore. Mistretta mette fuori questa palla e allora situazione offensiva per la Super Giovane, ma prima Marino chiama un cambio.
il momento di stabile dal 2014, il numero 18 al Fulgatore, segnato 16 gol lo scorso anno, 87 in totale. Anche per lui è un debutto in eccellenza dopo ben 9 anni con questa maglia. Nell'ultimo turno è stato assente, ovviamente di Coppa, quindi andrà a fiancheggiare Candela, è uscito da Guanno, quindi doppia punta più inglese, ma intanto finisce questo pallone in mezzo, stava segnando, era praticamente un gol certo quello del Castelbuono, perché Bellecco aveva la porta quasi del tutto a sua disposizione, si salva quindi il Fulgatore, direttamente il direttore di gara è riuscito a intervenire in tempo, che a gol fatto sicuramente le proteste non sarebbero mancate. Comunque rimane in situazione offensiva la super giovane Castelbuono con questo calcio di punizione. 19 alla fine, 2-0 il parziale. Calcio di punizione per la super giovane, battuto da Arenoso, colpo di testa che però finisce fuori, è segnalato anche fuori gioco e quindi si riparte da dietro per il Fulgatore. C'è un richiamo del direttore di gara che adesso dà l'ok con Campanella che alza il pallone per D'Amico, che da situazione esterna viene dentro il campo, gioca con Inglese, c'è il movimento di Barbara, avanza il 2, aggancia questo pallone, riesce anche a metterlo in mezzo, ma è un regalo per Arenoso che spazza via il pericolo. È ancora Fulgatore in situazione d'attacco su fallo laterale. Battuta la rimessa, Candela, andare di sponda, va a duello fisico con Marrone, vince anche il duello, la bandierina, subito un tocco, comunque c'è il contropiede della super giovane, scambiano bene i due argentini, Torres la mette giù, può andare col destro, sterza, Cirrone ci duella, è messo giù, l'ex Estudiantes indica il dischetto, il direttore di gara, ma ovviamente i giocatori del Fulgatore hanno qualcosa da ridire al direttore di gara, ha ammonito il capitano biancazzurro e già i compagni della super giovane abbracciano Torres, bravo, l'attaccante vero, a farsi strattonare quanto basta per prendersi questo rigore. E adesso c'è una ghiotta opportunità per andare sul tris per la super giovane Castelbuono e vediamo adesso chi andrà a calciarlo. Però il principale iniziato sembra proprio Bellecco. Vediamo, potrebbe anche tornare Torres, diciamo, alla ribalza, a dire l'ho conquistato io, lo calcio io, ma invece diciamo che non è stato fatto questo ragionamento e allora si prende tutta la responsabilità del caso il 10 della super giovane Castelbuono, Javier Bellecco, sembra pronto a calciare col mancino, Mistretta contro Bellecco, fischia il direttore di gara, va Bellecco, battuto Mistretta e cala il tris della super giovane con tanto di applauso di tutto il pubblico arrivato fin da Castelbuono per sostenere la sua squadra. È notte fonda per il Fulgatore che non inizia nel migliore dei modi questo campionato con ben 3 gol contro una neopromossa. (3-0), andiamo ad aggiornare il parziale.
Un quarto d'ora alla fine è 3-0 il parziale. E adesso per il Castelbuono dovrebbe essere un finale di partita tutto in discesa, ma mai dire mai nel calcio, perché il Fulgatore ha deciso subito di cercare di creare un pericolo ai suoi avversari. E quindi rimessa laterale da buona posizione Cotte Barberà. Ovviamente la squadra di casa non ha grandi ambizioni, quindi ci sta accumulare qualche sconfitta. Siamo solamente alla prima di campionato. La stagione tra l'altro è iniziata anche nel migliore dei modi, con il successo nel doppio confronto con l'Accademia Trapani, quindi il passaggio del turno in Coppa Italia è già un buon segnale. Questa partita ha detto anche che il Fulgatore per larghi tratti del match comunque ha dato qualche spunto, qualche margine, ha creato anche qualche pericolo. Tanto c'è un cambio tra le fila della Super Giovane. Ad uscire proprio Beiecco, entra con la maglia numero 15 Pardo. Si è già sbloccato Pardo con la maglia della Super Giovane nel doppio confronto con il Geraci, uno dei tanti gol segnati dalla squadra di mister Bognanni contro la squadra di mister Mirto. Geraci che tra l'altro è uscito sconfitto proprio nel medesimo turno che stiamo osservando tra le proprie mura contro il super quotato Favara, vincente al Santissima Trinità di Geraci Siculo. Tanto Fulgatore che muove il pallone con D'Amico che torna indietro da Cirrone, poi Campanella che comunque sta dando una buonissima impressione a prescindere dal risultato o dal collettivo. Tanto Cirrone si prende più di un rischio, c'era Torres tra quelle parti, poi Barbarà al lancio può intervenire un po' a gamba tesa quasi, il 7 della Super Giovane. Poi c'è un fallo da parte di Discordia e quindi il Castelbuono che sta assiduamente nella metà campo avversaria con la volontà di consolidare il risultato, continuando ad attaccare anche il mezzo più nobile possibile. Diciamo che una volta acquisiti vantaggi importanti, stare le barricate non è sempre la soluzione migliore perché si rischia di portarsi l'avversario in aria. Intanto battuto questo calcio di punizione, tanto subito il tocco che poteva rivelarsi pungente da parte di Pardo, ma il pallone è uscito di poco. A prescindere da tutto, il direttore di gara dice che si ripete, non è stato valido il calcio di punizione battuto, ma per il momento il motivo resta ignoto e quindi vediamo se Arenoso batterà meglio. Jantus finta di andare, parte alla fine argentino, libera il Fulgatore, poi ancora Torres, serie di finte, la gioca al limite ma non c'è nessuno, solo maglie biancazzurre. Primo pallone toccato da Stabile che gioca da inglese, Campanella, pallone allontanato da Jantus, un giocatore che conosce il professionismo anche nelle altre nazioni, come abbiamo raccontato durante il match Andorra, Argentina. Deciso di chiudere in grande stile il mercato della Super Giovane con questo colpo, ma non è stato l'unico. Diciamo che si è preso anche il lusso di prendere un giocatore arrivato al Geraci quest'estate, poi la firma col Super Giovane, oggi la prima convocazione per Mendes. Chissà che ci sia spazio per lui questo finale di partita. Mancano
poco più di 10 minuti. Stacco di testa, poi Discordia mette giù. Barbara torna da Mistretta e si fa quasi recuperare da Torres. Poi lancio di Cirrone, ma il pallone ormai era uscito. Vedo tante teste basse tra le fila biancazzurre. Inizia ad avere la consapevolezza la squadra di casa che ormai il risultato è andato, difficile rimetterlo in sesto a 10 alla fine più recupero. Intanto Campanella lascia intravedere un'altra parte del suo talento, quella della grande gestione del pallone. Poi il pallone è uscito e allora per rimessa laterale da buona posizione, sopra metterci un po' di buona volontà il Fulgatore per cercare di rimettere in piedi una partita abbastanza compromessa sul piano numerico. Cirrone in mezzo, stacco di testa quasi volante da parte del 16 Azzurro. Giuseppe Adamo è entrato forse nel momento del gol, un po' Mistretta, apre il gioco, D'Amico controlla male, si prende anche un rischio, poi si salva in qualche modo. Garofalo scambia 1-2 con Marrone, gioca bene la super giovane, poi allarga il gioco Torres, sempre Garofalo, zona cross per lui, parte questo pallone in mezzo per Torres, 2 volte e arriva il poker della super giovane Castelbuono, ce l'ha fatta a sbloccarsi anche il campionato Torres e sono ben 4 i gol segnati già nella sua nuova esperienza in terra madonita e quindi il poker calato è tutto suo. Aveva risposto bene Mistretta, il secondo tentativo però è finito in rete e allora andiamo a aggiornare il tabellino. Ma che azione da parte della super giovane, tanti 1-2 fino ad arrivare in porta col cross in mezzo. 0-4 e tanto da raccontare e allora l'avevamo preannunciato, c'è il debutto con la maglia della super giovane Castelbuono anche per Mendes, giocatore arrivato in questa sessione dal Geraci proprio pochi giorni fa. Esce Garofalo, autore di un grande cross, anche lui un nuovo acquisto, ex Messina, Nissa, eccellenza, l'ha fatta proprio a Caltanissetta, ma per ora parliamo di Mendes, giocatore brasiliano che era arrivato direttamente dal Sud America per la formazione di Mirto. Poi alla fine la scelta di spostarsi di non molti chilometri e di rimanere in questo campionato e oggi si affaccia per la prima volta all'eccellenza siciliana con la maglia oronera. Tanto gioco fermo, 7 minuti più recupero alla fine, ma al netto del risultato credo che la terna arbitrale possa anche risparmiarsi di assegnare un recupero corposo. Più passano i minuti, più la super giovane ha la grande convinzione di portare a casa i 3 punti. 4-0 in questo frangente del match è fisiologicamente impossibile rimetterla in testa una partita così. Tanto subito Mendes dimostra subito grande pulizia tecnica e apre il gioco da grandis. Portapalla l'ex Boca, poi il passaggio sbagliato di Torres e altro cambio, muove ormai il più possibile le carte mister Bognani per dare spazio a tutti e quindi esce Cantus, possiamo definire come positivo il suo debutto con la maglia della super giovane Castelbuono. C'è spazio anche per Russo con la numero 18, ma prima
che il gioco riprenda, c'è un'altra sostituzione, stavolta tra le fila del Fulgatore abbandona il campo Francesco Barbara, arrivato, come abbiamo detto più volte, quest'anno, in questa sessione estiva, dal Trapani. Ha dato già buone impressioni il ragazzo. Al suo posto entra Emilio Russo, anche lui è arrivato quest'estate dal Trapani. Fa il suo debutto tra i grandi in eccellenza col Fulgatore proprio adesso. Tanto riparte la super giovane col solito Torres infermabile, poi Mendes sulla destra, può andare al cross. Russo, Mendes, può andare al cross sulla destra, ci prova, il cross è tagliente! E arriva il quinto gol della super giovane Castelbuono. Debutto con assist per Mendes e arriva la seconda rete in maglia castelbuonese invece per Pardo, che incide ancora una volta, stavolta dalla panchina, non ha lasciato scampo neanche questa volta la super giovane a Mistretta, e quindi aggiorniamo per l'ennesima volta in questo match il tabellino. Si diverte ormai la super giovane sul campo del Fulgatore e credo che ormai da diversi minuti i giocatori di casa non sperano altro che il match finisca, e addirittura c'è uno intanto c'è anche un altro cambio anche in porta. Mister Bonianni cambia qualcosa, esce Fagone, entra Mamano, classe 2008, che fa il suo debutto tra i grandi. Il risultato permette tante variazioni. Nel sistema tattico di Bonianni, che per il momento, da quando è arrivato a Castelbuono, questo allenatore ha dimostrato di saper far proporre un certo tipo di calcio alla sua squadra e soprattutto diventare macchina da gol. 7 gol contro il Geraci nel doppio confronto, 5 a Fulgatore, e quindi possiamo già parlare di una squadra che sa il fatto suo in zona di finalizzazione. Primo pallone giocato tra i grandi anche per Emilio Russo, classe 2005, che è subentrato poco fa al posto di Barbara. Poi sempre Fulgatore muovere questa palla. Siamo ormai alla fine. Cirrone aspetta un attimo prima di andare sul lungo e alla fine gioca da campanella. Ci va il 4, palla per Inglese. Poi arriva di nuovo Cirrone a duello fisico con Mendes, ci allontana il brasiliano. Poi D'Amico palleggia a duello con Marrone, l'autore del 2-0 che si prende questo fallo. Speriamo che così il match non prenda una piega nervosa, che ormai siamo alla fine, sarebbe un peccato. Al risultato acquisito poi non serve a nessuno. Tanto pronto Mazzola, batte il 2001, poi allarga il gioco Russo. Si va dalle parti di Arenoso, controllo sbagliato a parte di Pardo, autore dell'ultimo gol di questa partita. Tanto torna ancora una volta Torres e sembra voler dire ancora la sua in questo match affamato del pallone, del gol soprattutto, il 9 argentino. Tanto passaggio all'indietro per Mistretta che va a lungo, colpo di testa mancato, poi il tocco da parte di Stabile, però il compagno non ha recepito. Cirrone tocca all'indietro, costruisce il Fulgatore. Mistretta si prende un rischio di Maggio, ma alla fine questa esperienza lo porta a mantenere il controllo, la calma. Poi Cirrone ancora di testa, il pallone adesso fatica a restare a terra, perde il controllo Russo. Poi finisce 2 discordia, duello con Torres, si gioca, siamo vicini al 90°. Cirrone, D'Amico, ultimo giro d'orologio, poi si auspicano 0 minuti di recupero, visto il risultato.
fallo laterale, batte Mendes. Stacca Torres, il pallone alla fine è suo, scambia con Pardo, finisce giù il 15. D'Amico. Bella intanto qui la giocata di Emilio Russo che si mette in mostra. Come detto a più riprese, tra i grandi, triplice fischio al Polisportivo di Fulgatore, vince la Super Giovane 5-0, grande debutto in eccellenza per la squadra di Mister Bognanni che ha dimostrato tutta la sua supremazia territoriale e tecnica. Grazie amici di Sportiferi per essere stati con noi e alla prossima.